È stato costruito fotograficamente, raccogliendo i più bei posti che esistono nei nostri colli cenedesi, naturalmente. È chiaro che dentro qua c'è il cuore di Ceneda, c'è l'amore, c'è mille cose particolari, e un contributo ancora più valido va per chi gestisce il territorio, perché solo loro, la sua fatica, il suo lavorare continuamente giorno per giorno per arrivare a raggiungere una bellezza del territorio. Come associazione noi andiamo avanti già da 14 anni per quanto riguarda la Fiera di Sant'Osvaldo. Oggi è la conclusione, mi sembra che è stata una cosa gioiosa, bella, forte, meritevole anche per Ceneda, poi con la consegna della bandiera ancora di più, insomma, ecco. Presidente Aldo Bianchi è stato in grado di lanciare un volano sia per il turismo che per l'arte, che per la cultura, che per l'economia di Ceneda. Grazie a lui che oggi abbiamo ricevuto la bandiera dall'Associazione Nazionale delle Città dell'Olivo. Il libro, come ho detto prima, è prezioso perché contiene innanzitutto gli interventi relativi alla realtà pedemontana delle colline venete, ma soprattutto per Ceneda, con interventi degli ospiti e con queste fotografie di Giancarlo Dell'Antonia che praticamente ricostruiscono tutti i sentieri della zona. Sono state 2 giornate splendide, all'insegna non solo dell'olio dell'olivo ma anche della cultura, e il prossimo anno diamo l'appuntamento per il prossimo anno con un convegno magari ancora più ricco, con un convegno più allargato. Comunque sono state 2 giornate strepitose e Vittorio Veneto ha la bandiera dell'Olivo, quindi città dell'arte, del vino e dell'olio. Giornata importante perché il riconoscimento che abbiamo ottenuto come città dell'olio con la consegna della bandiera segna il punto d'arrivo di tanti anni di impegno da parte di molti vittoriesi appassionati o che nel cammin facendo nella loro vita si sono appassionati al tema dell'olivicoltura. L'incremento dell'olivicoltura a Vittorio Veneto è stato veloce. Attualmente non facciamo conto dell'olivo soltanto come variabile ambientale tipica quasi delle colline, ma è diventata un elemento importante sia dal punto di vista del consolidamento dei terreni più fragili, dello sfruttamento dei terreni marginali, ma comincia a dare anche soddisfazioni economiche a coloro che si impegnano in questa cultura e soprattutto acquisisce una valenza turistica sul quale tutti noi ne facciamo conto. Quindi io ringrazio l'Associazione Città dell'Olio, ringrazio l'Associazione Ceneda che tanto si è adoperata in questi anni, e questo evento di oggi presumo rimarrà fisso nel tempo e periodicamente potremo ritrovarci sul tema. Territorio e turismo sono le parole chiave dei colli veneti, soprattutto in virtù che in aree che non è solo prosecco ma c'è anche l'olivo che è stato portato avanti grazie alla passione di tanti coltivatori, di tanti presenti sul territorio, che serve soprattutto a difesa e tutela del territorio, che serve per il turismo, serve per fare sì che questi colli non siano solo i colli della vite, ma siano anche una diversità di questo olivo che era presente nei nostri territori sin dai tempi antichissimi, dai Romani e avanti. Quindi ben vengano queste manifestazioni che vanno a promuovere il turismo in un territorio che è molto, molto bello e che va valorizzato, perché in Veneto non abbiamo solo Venezia e Verona, ma abbiamo tutta la fascia collinare che è straordinaria. Noi puntiamo alla valorizzazione del territorio delle colline del Veneto, e oggi parliamo delle colline qui attorno a Vittorio Veneto, delle colline trevigiane, un patrimonio enorme, oggi patrimonio anche UNESCO perché riguarda le colline del Prosecco, e quindi è tutta una realtà oltre il mare e la montagna da valorizzare e da portare avanti. Grazie alla Regione Veneto che ha istituito la prima domenica di primavera, giornata regionale dei Colli Veneti, stiamo cercando di collaborare come Proloco, come UNPI a questa valorizzazione, ed è importante perché oltre a quello che dicevo penso che proprio i valori delle colline, la realtà, i prodotti, i luoghi,
le bellezze che ci sono, architettoniche e naturali, valga veramente la pena di valorizzarle. Oggi ho il piacere di consegnare la bandiera dell'associazione e ci tenevo perché è una bella città con una storia importante, tanto prodotto verso il vino, ma anche una biodiversità con l'olio. È un modo per valorizzare il paesaggio, per aumentare il valore dell'olio, per dargli una giusta dignità, e poi la città dell'olio ha portato avanti anche la legge sull'olioturismo e questo permetterà agli produttori, ai B&B, ai frantoi di dare sempre un po' più di successo e di diffusione di questo prodotto così importante e nutraceutico, perché l'olio buono fa bene.